Tina Merlin non è soltanto la storia del giornalismo italiano, è un modo di fare giornalismo, d'essere giornalista. Una scelta che Tina Merlin visse come impegno civile, prima ancora che come professione. Raccontare il lavoro e la montagna, le lotte sociali, le donne, le comunità, ascoltare chi, soprattutto, non ha voce. Tina Merlin oggi la troveremo ancora lì dove c'è una comunità che protesta, un territorio che cambia, qualcuno che denuncia un rischio e qualcun altro che preferisce non ascoltare. Oggi Tina Merlin è in tutti i cronisti, anzi in tutte le croniste e i cronisti che ogni giorno fanno il loro mestiere con dignità, con umiltà, con la schiena dritta, con la volontà di ricercare la verità nell'ambito ovviamente del possibile. Monica Andolfatto, già segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto e componente della Giunta della Federazione Nazionale della Stampa e referente del Premio Nazionale Dov'è Tina Merlin oggi, dedicato al giornalismo d'inchiesta territoriale, di cui Tina Merlin, dimenticata troppo in fretta, è stata nobile espressione. Tina Merlin è una delle croniste più coraggiose del Novecento, è una cronista che per prima, come sappiamo, ha denunciato i rischi, i pericoli del Vajont, è stata inascoltata, anzi è stata anche bistrattata, ha dovuto subire un processo per diffamazione da cui è andata assolta e quindi la memoria di questa collega così ante litteram, coraggiosa, lo ripeto perché coraggiosa, secondo noi il modo migliore per appunto ricordarla è quella di in qualche modo rimetterla al lavoro. Rimetterla al lavoro accanto a noi come esempio di giornalismo di cronaca che ascolta le persone, verifica e nel piccolo contribuisce a cambiare in meglio la società. Tina Merlin nacque il 19 agosto di 100 anni fa, la sua storia partì da Trichiana. Staffetta partigiana durante la guerra, giornalista nel dopoguerra per raccontare temi che sono ancora di strettissima attualità. L'emigrazione, che oggi è fardello dei giovani, la condizione delle donne, dei diritti e del lavoro, che oggi vengono uccise dai loro partner. Per partecipare al Premio Nazionale Dov'è Tina Merlin oggi c'è tempo fino al 10 settembre e sarà l'occasione per dimostrare che esiste un giornalismo che non si limita a raccontare quello che è successo, ma prova a capire perché è successo. Un giornalismo che non cerca soltanto una storia, ma qualcuno che per quella storia ne sta pagando il prezzo.